vengono subito da noi. Una piantina di fiori gialli all'esterno del capannone dell'orrore è quella portata da alcune amiche di Vincenza Saracino in via Malaviste a Canizzano, a pochi metri dal luogo di ritrovamento del cadavere della donna, tra l'erba alta e i rifiuti di quest'area degradata, un'ex officina abbandonata da più di 20 anni. Adagiata a terra, la donna era vestita con gli abiti che indossava al momento della scomparsa, martedì pomeriggio. Nelle prossime ore sul corpo della cinquantenne trevigiana, originaria di Molfetta, sarà effettuata l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale di Padova da parte del professor Claudio Terranova. Se non ci sono dubbi sui due fendenti al collo e alla mascella, resta da chiarire se Vincenza sia stata trascinata in questo capannone diroccato contro la sua volontà o se avesse un appuntamento, una pista quest'ultima che gli inquirenti stanno approfondendo sia con l'aiuto delle telecamere disseminate nell'area, sia attraverso la rubrica e la messaggistica del cellulare recuperato tra gli effetti personali nel teatro della mattanza. Rilievi sono in corso anche sulla bicicletta rinvenuta in un cespuglio a ridosso della stradina che porta al capannone a pochi centinaia di metri dall'abitazione della donna. Difficile essere trasportati in pieno giorno in un luogo del genere. In via Malaviste ci sono anche delle ville e delle case a schiera di pregio dotate di videosorveglianza. La strada, per quanto secondaria, è attraversata dalle auto, spesso usata come scorciatoia. La sera del rinvenimento del cadavere nessuno tra i residenti ha riferito di aver sentito rumori o urla nelle precedenti 24 ore. Ha visto l'arrivo dei carabinieri e basta? Sì, mi hanno solo domandato se avevo sentito qualcosa stanotte. E lei ha sentito qualcosa? Niente, da ieri pomeriggio a oggi niente. Insomma, forse Vincenza è arrivata qui in maniera autonoma e consapevole, trovando quello che poi si è rivelato essere il suo killer. Anche per questo si indaga sulla rete di relazioni della donna, compresi i clienti abitudinari del sexy shop di Preganziol, gestito dal marito e dove lavorava da tanti anni, facendo il tragitto casa-lavoro sempre in sella alla sua bici elettrica e sempre con gli stessi orari e con gli stessi piccoli riti della quotidianità. Il pacchetto di sigarette, il caffè al bar, la spesa lì per Lando, le cui telecamere potrebbero fornire dettagli ulteriori. Magari la donna ha avuto un contatto con il suo carnefice già tra gli scaffali del supermarket, anche solo un saluto o un cenno. Non si esclude che il killer abbia poi seguito Vincenza lungo il percorso tra le campagne che da Preganziol portano verso Canizzano, attraversando l'abitato di 7 comuni. Sullo sfondo quindi potrebbe esserci un movente di natura passionale, uno spasimante non corrisposto, una richiesta di chiarimento, un semplice incontro poi divenuto un incubo. L'autopsia stabilirà se sul corpo della donna ci siano ulteriori segni di violenza meno visibili o di natura sessuale e se la morte sia sopraggiunta per dissanguamento o soffocamento. Di certo una fine atroce ancora avvolta dal mistero.